Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Comendone Veneziano. Seconda campagna, dopo le delusioni romane andiamo con l'Egitto. Allora ragazzi, l'obiettivo è la vittoria culturale. Adesso vi spiego un po' qual è la mia strategia e vediamo di fare il possibile per vincere. Ho messo chiaramente veloce, quindi adesso siamo molto più veloci nel fare le cose. Allora, per esempio la ricerca. Adesso io parto, estrazione mineraria e muratura per le piramidi, poi subito ceramica e calendario per le Stone Age e poi così via. Ok, chiaramente con l'Egitto la produzione è aumentata nelle meraviglie. Speriamo di non avere a fianco, ecco, sono 4 squadre, io, l'Egitto, l'India, l'America e l'Inghilterra, perché mi piace mettere queste 4 qua, che sono diverse tra di loro. E niente, andiamo. La dimensione della mappa mi sembra piccola, normale, non mi ricordo, comunque non tanto grande. Vediamo dove cazzo ci hanno messo sti stronzi. Oh. Adesso vediamo di fare le cose giuste e di portare a casa la vittoria. Sopravvissuti, ottimo, buona cosa. Adesso avrò subito l'Inghilterra a fianco, me lo sento. Già me lo sento. Intanto qua facciamo un guerriero. Ricerca. Muratura. Così intanto ci difendiamo anche. Perché visto che la mia adesso è una difesa. Io devo avere tanti soldi. Devo avere ecco, politiche, tradizionalismo parto. Così ho il 15% in più di produzione di meraviglie. Il discorso ragazzi è che io praticamente io devo difendermi con l'esercito, quindi devo avere soldi per poter comprare unità se qualcuno mi dichiara guerra, però intanto dedicarmi alle mie attività, cosa agli americani. Ciao. Che bella notizia. Ok. Che due coglioni, però degli americani là vicino, Dio santo. Produzione. E ancora tanto non mi... Finché non scopro la muratura. Così faccio passare la voglia io a sto stronzo americano di spaccare il cazzo. Allora, ciao, piramidi. Ricerca, andiamo su ceramica per il calendario. Ho bisogno di rovine. Adotta politica. Andiamo già con la libertà. All'inizio cerchiamo di andare belli veloci. Buonissimo, dammi qualcosa di buono. Nuova tecnologia. Bronzo, va bene, va bene, va bene, sempre gradito. Ceramica, tebe cresciuta. Calenda e andiamo. Voglio altre rovine, voglio altre rovine. E qua c'è l'acqua. Ok. Diciamo che l'America non comincia a rompere le balle subito, cazzo. Facciamo... voglio il colono. Il colono. Ah, qua c'ho anche una rovina, bene. No, sbagliatissimo. Sbagliatissimo. Ora uno la portiamo verso di qua. Buono. Quante belle rovine che ci sono. Calendario adesso. Costruzioni per avere la grande muraglia.
No, l'area circostante. Fuck off. Ho bisogno di più cittadini. Oro, va bene, dai, meglio di niente. Quanto cazzo manca ste piramidi maledette? Oh dai. Che cazzo, già qua sono gli American. Oh. Piramidi manca 4. Perché non ci possiamo inculare le piramidi, è ufficiale. Allora. No, me le hanno prese loro. Dio Cristo santissimo benedetto del Signore. Ah, Dio mio. Che palle. Che sfiga di merda. Vaffanculissimo proprio. Fanculissimo. Ah, Dio santo. Piramidi, bella, questa è una buona cosa. Le piramidi sono arrivate. Produzioni Stone Age. Questi li cattiamo qua. Così si arrivano gli States e ci possiamo difendere. Ecco, statemi qua. Ah, ho perso quella rovina come un pirla, Dio santo. Come un pirlone. Caputtana. Andiamo. Scrittura. Più colti, sono bello colto, che bello, mi fa piacere. Ok. Basta qua idea che... Ok. Le rovine sono finite, raga. Comunque probabilmente ho gli Stati Uniti. Ho gli Stati Uniti, Ho fatto una grande biblioteca. Ho gli Stati Uniti vicino, ragazzi, quindi dobbiamo fare le cose fatte bene, perché sennò gli Stati Uniti ci massacrano. Vai di incenso. Guarda che frenetico, raga. Qua dell'oro, ottimo. I soldi, ragazzi, mi servono assolutamente. Mi servono assolutamente per reclutare unità nel caso che qualche nazione mi voglia attaccare. Stone Age, godo. Grande muraglia. Vabbè, qua possiamo anche tornare indietro, sinceramente, non è così più un cazzo. Ok. Chiede la seta, fanculo. Console.
C'è. Ok. Così ho un altro stronzo. Ok, filosofia, teologia. Andiamo di incenso. Madonna che neutrale, benvenuto in Inghilterra, ciao. Meraviglia costruita il grande faro, vabbè. Questa non era tra i miei principali, quindi va bene. Che ho già 3 coloni, poi va benissimo. Cioè, scusate, 3 lavoratori. Ok, questi li cacciamo qua. Già cagate come indiane. No. Segheria. Che dobbiamo sfruttare il prima possibile tutto il territorio. Chiede cotone. Devo anche collegare le due città. Grande muraglia e godo abbastanza. Oracolo. Devozione. È che stiamo andando molto molto bene. Ah cazzo, non posso ancora, merda. Detto qua sto a fare solo cultura, non ho ancora l'allevamento. Grande biblioteca. Tecnologia gratuita. Vediamo. Beh, aspettiamo. Ma per forza adesso devo farla. Adesso facciamo produzione. Ho il poema patriottico. Per forza adesso. Fa il culo però, vediamo qua. Tutte e due tanto. 4. Questo è 4. Andiamo su questo. Teologia. Epoca medievale. Ok. Ricerca, andiamo con le cose basi perché sennò non posso fare gli animali e lavorare le altre cose. Allenamento animali, fonte cavalli scoperta. Vai, tiro con l'arco. Facciamo il pascolo e vai. Questi inglesi rompiballe.
Famo ruota. Trappola animali. Fattorie. Fattorie. Ragazzi, è un po' frenetico così. Devo anche collegare. Me lo dà così però che si vede. Boh, vai. Boh. Vela. Ok. Bella. Bella, 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 bella. Questo me lo godo bene, il grande ingegnere. भारतीय जनता की ओर से Ciao bello. Oracolo e super godo. Super godo. Allora qua famo il collegamento. Adotta una politica. Ok. Facciamo anche questo. Ok. Allora. Produzione. Santa Sofia. O Sofia, Santa Sofia, questo boh. Scusate. Epic fail Cumendiano. Qua andiamo di equitazione. No, che do coglioni però, Perfetto. Perché ho usato l'ingegnere, che per me sono fondamentali. Scegliere il personaggio ancora ingegnere. Ok. Vediamo produzione. Ok. Accelera la produzione. E ho anche questo. Allora, vediamo. Sì, preferisco avere questo. Ok, ragazzi, chiudiamo qua. Insomma, vediamo dopo 66 turni quante meraviglie ho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 meraviglie. Perfetto. Cultura più 35. Sono abbastanza soddisfatto. Raga, alla prossima. Ciao!